quando si parla di area metropolitana, che è molto giusto realizzare se porta qui circa 1 miliardo di euro, fondi disponibili dall'Unione Europea, e non ci concentriamo di fare l'area Veneto che porta qui 20 miliardi l'anno di soldi nostri che vengono pagati col sudore del nostro lavoro. Quindi è la miopia di andare a vedere di prendersi forse un fondo europeo o un finanziamento europeo, quando non stiamo qui a pensare come vengono buttati via i soldi nostri, delle nostre tasse che paghiamo tutti gli anni. Ecco, questa è la miopia della classe politica attuale. Per fortuna molti politici se ne stanno rendendo conto e capiscono qual è la vera fonte della crisi oggi, che non è una crisi che coinvolge l'Europa o tutte le nazioni, coinvolge soprattutto qui l'Italia, che è il paese che ha il declino più grave negli ultimi 10 anni di tutti i paesi al mondo, è 179esimo su 180, ha fatto peggio di noi solo Haiti, quindi, e il Veneto si salva perché sappiamo che il Veneto, comunque i Veneti sono dei grandissimi lavoratori, però credo che questa sia la più grossa ingiustizia che facciamo a noi stessi, stare sotto questo sistema iniquo fiscalmente. Quindi la svegliata va data soprattutto su questo fronte, cioè non guardiamo solo ai fondi europei, guardiamo ai soldi nostri che oggi non tornano qua. Per quanto riguarda cultura e sport, velocemente nel nostro programma abbiamo inserito la volontà di costruire qui a Treviso il Museo di Arte Contemporanea. Questo è un progetto a cui tengo moltissimo, perché credo che l'arte contemporanea sia l'espressione del nostro tempo, del nostro vivere, e possa portare un grande beneficio ai grossi brand, alle grosse aziende che oggi operano su Treviso, possa portare un beneficio all'università vicina, ma anche all'università del design, quindi possa essere un volano importantissimo. Noi abbiamo, a Treviso ci sono dei grossi contenitori vuoti, quindi può trovare facilmente spazio un museo di arte contemporanea. Le altre cose per la cultura sempre, apertura della città e favorire gli eventi che già esistono nella città di Treviso e possono diventare dei momenti di aggregazioni culturali ancora più forti. Non solo, la cultura non deve essere solamente goldina, ma bensì anche favorire tutte quelle energie che abbiamo già sul territorio. Mi riferisco ad esempio a eventi che possono essere fatti in Fonderia, che è una bellissima zona di Treviso poco valorizzata e dove già si tengono delle manifestazioni di street art, piuttosto che la nostra ex dogana, su cui si possono fare delle manifestazioni musicali di richiamo internazionale. Per lo sport, noi in particolare siamo vicini, abbiamo ascoltato le associazioni sportive, le piccole associazioni che poco hanno avuto quasi niente dal comune di Treviso, e proprio per questo come nostro primo obiettivo è quello di dedicare le indennità di sindaco, vice sindaco e assessore proprio in particolare alle associazioni sportive. Oltre alla copertura della tribuna dello stadio di Molingo, proprio domenica il Tarvisio si gioca i play-off per passare in Serie A. E il Tarvisio quindi è un'altra squadra, un'altra eccellenza del nostro territorio che non avrà un campo su cui giocare. Chiudo dicendo che Tarvisio è una di quelle società, una di quelle eccellenze trevisane che si fonda sul volontariato, su persone che lavorano proprio sul farlo giocare e allenare questi ragazzi. Dovreste tutti quanti farvi una bellissima gita dentro gli spogliatoi della Trevision per vedere in che indecenza vengono tenuti Bene, grazie, adesso vedo, grazie Giovanni.